Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, un dato di realtà, che poi è un dato oggettivamente record, sì, perché nel frattempo il paese va avanti, perfino l'attività di governo va avanti, perfino oltre i fondamentali dossier del Mastro Santanchè e tutti questi riti che attengono la bolla politichese giornalistica, ammesso si possano mai distinguere le due facce di questa medaglia. Il dato record sono i 36,2 miliardi di recupero dell'evasione fiscale segnati nel 2025, recuperati appunto nel 2025, 2,8 miliardi in più rispetto all'anno precedente, il dato più alto di sempre, come hanno comunicato sia la Presidente del Consiglio Meloni che il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il quale poi ha sottolineato un aspetto fondamentale, almeno per qualunque liberal conservatore compos sui. Leggiamo. Tale crescita scusate, si riferiva, ho iniziato il virgolettato male, chiedo venia. Ha detto il ministro Giorgetti: tale crescita è stata sostenuta dall'incremento dell'occupazione e dei salari, così come dai progressi ottenuti nell'emersione del lavoro nero. Cioè, l'aumento delle entrate fiscali non è da associarsi a un aumento dell'aggravio fiscale, della presenza del Leviatano nelle tasche di lavoratori e imprenditori, ma è dovuto al fatto che c'è stata più occupazione, c'è stata una tenuta al rialzo dei salari, una serietà nell'azione di recupero dell'evasione. Giorgetti ha anche ricordato le lodevoli iniziative sulla politica fiscale prese guardando soprattutto ai ceti medio-bassi, il taglio strutturale del cuneo, le aliquote IRPEF ritoccate al ribasso, principalmente a favore delle fasce di reddito medio-basse e via dicendo. Tutto questo è non solo una notizia, ma una buona notizia a metà. Qual è la metà mancante? La metà che noi auspichiamo, che noi invochiamo, su cui noi richiamiamo l'attenzione, è benissimo, felicissimi del record nel recupero dell'evasione senza aggravare il carico fiscale, ma perché si è stati più seri ed è andata meglio l'economia. Ora facciamo un altro record. Facciamo il record dell'abbattimento di tasse per il ceto medio, di un'operazione fiscale strutturale, diffusa. Facciamo il record di estensione della flat tax. Insomma, andiamo verso la fase proattiva, verso la pars costruens, verso un abbozzo, quantomeno nell'ultimo scorcio di legislatura, di quella rivoluzione fiscale che il popolo di centrodestra, le ragioni sociali, antropologiche, che hanno dato vita addirittura in Italia al centrodestra, si aspettano. E attenzione, non è un auspicio polemico, perché il dato di partenza è ottimo, cioè la lotta all'evasione non è per forza sinonimo di fisco vessatorio, come è stato nei governi giallorossi, nei governi tecnocratici, nei governi di loro signori. Può essere sinonimo di serietà, pragmatismo e fin di riduzione del carico fiscale sui ceti bassi, la fotografia di Giorgetti, e poi c'è però l'altra possibile metà della fotografia. C'è la possibilità per il centrodestra di rispondere all'esito nefasto del referendum con un colpo di reni, non con le manovre politichesi, le dimissioni di questo o quel ministro che c'entra più o meno, alcuni effettivamente meno, con la sconfitta del referendum, ma un rilancio dell'azione di governo su uno dei versanti chiave di ogni centrodestra che si rispetti. Finora abbiamo interrotto il saccheggio, recuperato più evasione, dato sollievo ai ceti bassi. Sono dei punti segnati oggettivamente in una congiuntura internazionale oggettivamente sfavorevole. Però il popolo di centrodestra non ha nell'accontentarsi la sua cifra, se no voterebbe altrove, immaginiamo, soprattutto su questo tema. Proviamo a fare un nuovo record: l'abbattimento di tasse al ceto medio, l'estensione della flat tax, la rivoluzione fiscale. Sarebbe il modo migliore di parlare al proprio popolo, a tutti i lavoratori imprenditori italiani e rimettere in difficoltà quel fronte delle opposizioni
galvanizzato, troppo galvanizzato, che se tornasse al governo sì sarebbe inquietante, perché sì loro riprenderebbero a mettere davvero le mani nelle nostre tasche. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto